Allora, noi stiamo per collegarci con un bidello che è particolare, è speciale direi, guardate. Cosa nostra damos, Camagna per indovinare il mondo, se tutto previsto, dall'inquinamento al sangue misto, se profecia, Nina Pinta Santa Maria, e a par condicio, assolutissimamente no, perché se scritto dito stradito dai oracoli, piovra per dare ai tentacoli. E cascherà il tabù col penultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero. Sarà vero, dopo Miss Italia vero un papa nero, non che barbero, un papa nero che ascolta le mie canzoni. Lui fa il bidello questo. Allora è collegato con noi al telefono e diciamogli subito che tutto il nostro pubblico cantava questa canzone. Diamo il buongiorno a Sir Oliver Scardi, che abbiamo appena rivisto in un Sanremo del 1997, una canzone celebre cantata con i Pittura Fresca, che era naturalmente Papa Nero. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Allora, Scardi adesso è un solista e il suo ultimo album si intitola Il Grande Bidello. Dopo Il Grande Fratello, eccolo qua, abbiamo anche Il Grande Bidello. Scardi, la domanda sembrerà banale, ma perché Il Grande Bidello? Beh, così un po' per prendere in giro questo mondo dei reality che trasforma in rockstar e superstar gente che non sa assolutamente fare nulla. Allora, vogliamo dire che Scardi, oltre ad essere famoso come cantante, come artista, nella vita reale cosa fa? Lo dica lei? Il bidello. Ecco, allora ci racconta che vita fa un bidello? Beh, la vita del bidello anno per anno che passa, io parlo chiaramente del mio caso, lavora sempre peggio, viene retribuito sempre meno e fa delle mansioni in più rispetto a quelle che gli sono attribuite, per esempio compiti di segreteria e cose di questo genere. Vorrei dire solamente che ormai quando si parla qui in Italia di mondo del lavoro non si può più parlare di mondo del lavoro ma di sfruttamento del lavoro, perché quando ho cominciato a lavorare io prendevo uno stipendio decente che mi permetteva di arrivare a fine mese. Scardi, adesso se arrivi al 15 lo so che la domanda è molto... ma possiamo concretizzare quanto prendeva, quanto prende, quante ore lavora? Così cerchiamo di capire, anche diamo concretezza. Concretizzando si lavora tanto e si guadagna pochissimo. Quante ore si lavora, Scardi? 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Per uno stipendio pari a? 800-900 euro al massimo. Con che mansioni? Che fate? Facciamo pulizie, supporto di segreteria e tutta una serie di attività della scuola che chiaramente dal ministro Gelmini non sono contemplate, perché lei vede la scuola come la può vedere un bambino di 10 anni, dove ci sono i bambini, la maestra, la bidella, il direttore e i segretari fantasma che in giro per la scuola non si vedono mai. No, in effetti la scuola non è così, è qualcosa di molto più articolato, è più di difficile organizzazione e prima di sparare sentenze bisognerebbe almeno conoscere il mondo della scuola. Purtroppo qua in Italia abbiamo personaggi che fanno dei lavori che con le loro capacità non hanno nulla a che fare. No. Vabbè, questo lo mettiamo da una parte perché il ministro Gelmini non è il nostro ospite, non è nostra ospite, quindi diamole modo in qualche modo se vuole può venire a fare la bidella. Scardi. Così si rende conto realmente di com'è la situazione. Allora, sentiamo il nostro pubblico. Chi è che vuol dire qualcosa? C'era di nome? Maria. Maria. Io ho la mia nipotina che ha 3 anni e una scuola materna e c'è un unico bidello per 140 bambini, quindi ci sono delle situazioni impossibili anche poter lavorare bene. Quanti bidelli ci sono da lei, Scardi? 5. Per quanti bambini? Per quanti bambini? Beh, i bambini sono abbastanza grandi. Comunque Vabbè. Noi siamo all'incirca in 300. 300 studenti. Quindi rientrerebbe un po' in quello che dice questa inchiesta della Stampa, uno ogni 2 classi. Ci state? No, una volta ogni bidello aveva un reparto, adesso a testa ne abbiamo 3. Perciò la situazione è diversa da una volta e in più abbiamo sempre fatto le pulizie.
il caso delle scuole dove ci sono Cioè, le Scardi, imprese. scusi, lei fa passa lo parte di pochissime straccio? scuole. Scardi, scusi, lei passa lo straccio? Com'è? Passa lo straccio? Passa lo straccio, Cioè, il fare mozzo, pulizie il vere. canovaccio, puliamo dalla cima a fondo una scuola. Oh, abbiamo capito cosa fa un bidello. Dopo il grande bidello, che album arriverà? Beh, noi molto probabilmente lo chiameremo reggae da dopo lavoro. Grazie a Scardi, buon lavoro.